Un protocollo, tante buone intenzioni sulla carta, ma poi per cambiare realmente le cose serve una legge o una delibera della Giunta. Stiamo parlando di lupi e della possibilità in futuro di poterli abbattere. Nicola Finco, capogruppo della Lega al Consiglio regionale del Veneto, è andato oltre al protocollo proposto dall'assessore Panna le scorse ore e ha presentato una proposta di legge gemella a quella del Trentino Alto Adige, dove, dalla settimana scorsa, come soluzione estrema, è bene ricordarlo, si possono abbattere gli esemplari più aggressivi e che si avvicinano agli allevamenti o ai centri abitati. Non è più una specie in via di estinzione, ma è un animale che sta creando notevoli danni al nostro territorio. Basta pensare al 2017, ha causato la morte di oltre 500 capi su tutto il territorio veneto, quindi ad oggi purtroppo c'è solamente una misura da adottare, che è quello di un piano di contenimento che vada ad individuare e limitare questa specie. Gli allevatori, li abbiamo sentiti, non vedono alternative perché i rimborsi non possono controbilanciare la perdita di un animale, per cui si fanno sacrifici enormi. E allora Finco, consapevole di farsi molti nemici, in tanti tra i banchi del Consiglio l'hanno definita una proposta barbara, va dritto per dare una risposta ai malghesi. Si preannuncia un braccio di ferro durissimo con il governo e con quel ministro Costa che ha già annunciato di voler impugnare alla Corte Costituzionale la legge del Trentino Alto Adige. Ma è facile fare gli animalisti, gli ambientalisti nei salotti romani. La montagna bisogna viverla e bisogna capirne anche le difficoltà. Oggi purtroppo abbiamo numerosi allevatori che stanno abbandonando i nostri pascoli, che stanno abbandonando la montagna, creando tutta una serie di problematiche a livello ambientale e naturalistico. Se i consigli provinciali di Trento e Bolzano hanno deciso di intraprendere questa linea, cioè l'abbattimento dei lupi, è perché ormai la misura è colma. La stessa situazione si sta verificando anche in Veneto. Proprio per questo in queste ore ho depositato un progetto di legge simile a quello delle province autonome per fare pressione nei confronti del governo, ma soprattutto nei confronti del ministro, perché attui quanto prima un piano di contenimento del lupo. La misura è colma e oggi dobbiamo decidere se preservare il lupo o se preservare la nostra montagna.